E alla fine molti dicono che si può leggere in 1000 modi diversi. È vero, si può leggere come un noir, come un giallo, come un thriller, si può leggere come un romanzo di mafia, come un romanzo drammatico, ma alla fine il comune denominatore è il sentimento, quello vero, quello più puro, e cioè l'amore per la propria donna. E c'è anche uno sviluppo finale di un grande amore, il destino che riporta 25 anni dopo, il giovane protagonista, che ormai è un uomo maturo, lo riporta nell'isola, ma questo è un aspetto del romanzo che lascio insito il dubbio che possa o meno essere accaduto, perché non mi piace svelare completamente fino in fondo quali sono le parti realmente accadute e quali invece quelle frutto della fantasia, ora sì, del romanziere. Carmelo Sardo, quanto secondo te cozza la visione del carcere come fonte preziosa di storie, racconti, aneddoti, inediti, occasioni anche di formazione, di vita, di educazione, di culture, di scambio, con la visione purtroppo attuale delle carceri, gli scontri, le risse, i tanti suicidi. Ad esempio, rispetto alla registrazione dell'odierna puntata di Tema, è di 24 ore appena dietro la notizia di uno sventato suicidio di una donna detenuta al carcere Petrusa di Agrigento. Secondo te, rispetto a quel carcere che tu hai salutato nel luglio 1983, al carcere di oggi, nel senso di pianeta, ecco, si tratta di due pianeti differenti? Assolutamente no, e ti ringrazio di aver fatto questa osservazione barra domanda, perché in realtà questo romanzo è diventato di prepotente attualità, perché già nel romanzo sono contenute storie drammatiche, sfociate alcune proprio in suicidi, come il suicidio di un detenuto nel carcere dove è ambientato il mio romanzo dell'epoca, e la storia è raccontata tutta tratteggiata nei minimi dettagli, di un detenuto che banalmente chiedeva solo di poter essere trasferito nel carcere della propria città, in questo caso Siracusa, perché si era convinto che vivendo nel carcere della propria città potesse sentire gli odori di casa, gli odori anche delle melanzane alla parmigiana della moglie, perché abitava vicino al carcere, e quindi questo però dice, visto che io sarò costretto a morire dentro un carcere, perché era uno dei detenuti fine pena mai, ergastolani, come dir si voglia, cioè almeno accontentatemi in questo. Le lettere si disse allora che non gliele lessero neanche al ministero, e quest'uomo a un certo punto fece una protesta clamorosa, si diede fuoco vivo. Lui in realtà non voleva uccidersi, voleva solo attirare su di sé l'attenzione, ma poi sbagliarono le cose, le guardie in turno arrivarono un po' in ritardo, gli estintori si accesero e funzionarono un po' in ritardo, quest'uomo morì. Oggi in carcere la cosa più drammatica non sono solo e soltanto i suicidi dei detenuti, ma la cosa più inquietante sono anche i suicidi dei poliziotti penitenziari. Uno studio ha accertato, senza timore di smentita, che questo è uno dei lavori più usuranti che esistano, e che il detenuto, come dice il vecchio capomafia attorno al quale ruota la storia del mio romanzo, quando si è dentro al carcere tutti sono la stessa cosa, sono detenuti tutti sono reclusi per fine dei poliziotti penitenziari. Oggi le carceri, a parte qualche isolato modello di carcere moderno, sono tali e quali le strutture che io conosco di 25 anni fa. Ti devo dire, caro Angelo, che domenica scorsa, dopo ben 27 anni, perché dal 30 giugno dell'83 al 25 luglio del 2010 ci sono 27 anni, dopo 27 anni io sono ritornato a Favignana e ho visitato, con tutte le autorizzazioni del caso, con i sindacalisti della UIL penitenziaria, ho potuto visitare il carcere dove è ambientato il romanzo. Mi credi se ti dico che non è cambiato nulla? Nulla! Ci sono le stesse celle umide e fradicie, c'è la stessa rete di metallo proprio sopra le teste perfino dei camminamenti e dei cortiletti dove prendono, tra virgolette, l'aria ai detenuti. Le celle sono ancora scavate nelle viscere di questo castello che era borbonico, una prigione borbonica. Ora, finalmente, a pochi metri di distanza, c'è un nuovissimo penitenziario in costruzione. Quindi, se noi non dimentichiamo e non ci discostiamo molto dal concetto di base, che è quello che da noi in Italia le carceri devono servire a rieducare il detenuto.
perché altrimenti ci sarebbe la pena di morte come in altri paesi. Per fortuna non siamo un paese con la pena di morte, quindi il detenuto deve essere recuperato. Ma come si fa a recuperare un detenuto se poi durante la detenzione lo costringiamo, tra virgolette, a vivere in 8 in celle che possono contenerne 4? Alcune così fradicie, così umide, che loro si ammalavano proprio con il freddo nelle ossa, che noi è una metafora che spesso usiamo. Poi ci sono i carceri modello, dove i detenuti fanno anche i tornei di calcio e vanno in giro per le carceri d'Italia, dove fanno dei laboratori anche teatrali con straordinari successi, dove fanno perfino dei film in DVD, dei concerti che finiscono dentro i CD. Questo è un tipo di modello di carcere, ma molte altre carceri sono ancora veramente tristi solo a vederli e non solo eufemisticamente parlando. C'è molto da fare in questo settore e so che il Ministero di Grazia e Giustizia ha avuto il grande piacere di avere con me Angelina Alfano, che ci lega ovviamente amicizia anche da concittadini, ha voluto presentare il mio romanzo insieme a me a Roma, nell'unica tappa romana, era insieme a me e insieme alla collega Barbara Palombelli che faceva da moderatrice. E lui si è molto appassionato al mio romanzo, al contenuto, e ha detto proprio questo che sto dicendo io qui, che oggi la realtà non si discosta molto da questa di 27 anni fa, e infatti il governo mi risulta che stia tentando di fare molto anche per non solo alleggerire le carceri, ma per renderle un po' più vivibili per chi è costretto a passare molti anni della propria vita recluso. Sei ritornato a Favignana ed è tutto come prima. Penso adesso alla canzone di Fabrizio De André, Don Raffaele. Nelle carceri, tra tanti magnacci e papponi, vi è anche un uomo speciale che parla con me. Sarebbe il Raffaele Cutolo. E allora mi chiedo, sei ritornato a Favignana, ti sei reso conto che strutturalmente non è cambiato niente, e forse è azzardato chiedertelo, però sono incuriosito. Tra i tanti uomini speciali che allora, nell'83-82, hanno parlato con te, a Favignana, ne hai rincontrati adesso, usando la metafora della canzone di De André? Allora, mi dispiace deluderti, ma in realtà in tutti questi anni il carcere di Favignana ha dismesso i panni del supercarcere ed è diventato una casa di reclusione. Quindi nel gergo poi del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria significa che non può contenere al suo interno detenuti ergastolani fine pena mai. Ce ne sono soltanto 2 in realtà, ma saranno solo di passaggio, e quindi tutti quei personaggi, ad eccezione di 2 soltanto di loro, di cui tacerò i nomi per ovvie ragioni, non ci sono più. Ce ne sono solo 2 che per singolare coincidenza sono della provincia di Agrigento. E sono 2 personaggi che hanno segnato una pagina molto buia e dolorosa delle guerre di mafia dell'Agrigentino. Questi che ora sono quasi 2 vecchiettini, sono vicini ai 70 anni, sono 2 vecchi boss molto anziani, dopo tanti anni in carcere, sono in carcere da più di 30 anni questi, quindi da quando avevano poco meno di 40 anni, questi 2 hanno finalmente ottenuto la semilibertà, e mi fa specie poterti dire che li ho intravisti proprio vicino al porticciolo turistico di Favignana, che oggi rispetto ad allora è una grande meta turistica, quindi tra Panfili e Yacht il porticciolo turistico sembra di essere quasi a Porto Rotondo, e vedevo che questi signori andavano lì a lavorare con le barche e alla sera rientrano in carcere. Sono gli unici 2 personaggi, non li ho voluti fermare, non ho voluto parlare con loro per evitare di dover ricordare, perché insomma 27 anni sono pur sempre tanti, ma credo che loro si ricordassero ancora di me, perché all'epoca quando parlammo con questi gli dissi che ero agrigentino anch'io, e quindi mi inquadrarono meglio rispetto a tanti altri.